Pensiero del giorno, venerdì 14 giugno. Mettersi a disposizione degli altri. Al di sopra di tutto, poi, vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. Colossesi, capitolo 3, versetto 14. Questa parola dell'Apostolo ci invita dunque a esaminare fino a che punto la nostra vita è animata dalla carità, fino a che punto essa affonda le sue radici nella morte di noi stessi, per amare sempre meglio il prossimo. Lo sappiamo, arrivare a questo punto richiede sforzi notevoli, perseveranza e soprattutto una grande pazienza con noi stessi. Tuttavia le occasioni non mancano e possiamo allenarci continuamente con esse. Le abbiamo in famiglia, nella comunità, a scuola, al lavoro, nella società. E sarà l'amore per la croce di Gesù ad affinare il nostro cuore e a renderci sempre più capaci di ascoltare e di immedesimarci nei problemi e nelle preoccupazioni del prossimo, di condividere le sue gioie e i suoi dolori, di abbattere certe barriere che continuano a separarci, di mettere da parte certi atteggiamenti di orgoglio, di rivalità, di invidia o di risentimento per le offese ricevute, di superare quella terribile tendenza a giudicare e a criticare, di uscire dal nostro isolamento egoistico e di metterci così a disposizione di chi è nel bisogno, o è solo di costruire ovunque l'unità voluta da Gesù. Non è forse questo il desiderio del cuore veramente cristiano? Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1984. Parola di vita, giugno 2024. Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce.